Beh, come ho detto, è stata una norma sbagliata nelle modalità e nei tempi anche. Pensiamo solo, e questo non vuol dire che non si potesse prevedere un sistema incentivante al fine del miglioramento energetico delle abitazioni, ma certo a farla al 110%, ovvero dare una defiscalizzazione addirittura maggiore di quello che è la spesa possibile, era qualcosa che si poteva immaginare che avrebbe creato un grosso problema di ammanco alle casse dello Stato. È stata una norma sbagliata nelle modalità, nella dimensione, nei controlli, perché molti problemi sono arrivati anche dalle truffe e da quello che ovviamente poi molte aziende ne hanno avuto di beneficio. Ricordo benissimo fin dall'inizio che a contestare la norma del 110 così come veniva fatta erano le associazioni di categoria, quelle delle artigianali, che dicevano che i modi in cui venivano fatte si sarebbero privilegiati i grandi gruppi. Ed è quello che è avvenuto, perché all'inizio chi ne ha privilegiato di questo sono stati i grandi gruppi, in particolar modo energetici o multi-utility, che hanno avuto le grandi capacità finanziarie di assorbire tutti i crediti fiscali loro con le banche. Se poi ricadere tutto sugli artigiani all'ultimo momento che si sono trovati con i cassetti fiscali pieni. È stato Bene, chiudiamo in sintesi, quindi. No, no, è stata una norma sbagliata e purtroppo oggi ne paghiamo conto perché è costata oltre, ad oggi, oltre 100 miliardi di euro.